credo che da tutti, molto spesso, io in primis, lamento la mancanza di coinvolgimento del comune sentire della gente nell'elaborare delle decisioni. La gente viene sentita da quelli che captano e poi fanno gli orientamenti di marketing per dire questo è il comune pensiero. Io non voglio spaventare nessuno, nel senso che uso la testa, questo è il mio desiderio, poi dobbiamo trovare tanti compagni di strada che vogliono camminare per cambiare le cose, per andare verso una situazione migliore, e allora abbiamo gli autonomisti, abbiamo i federalisti, abbiamo i semi-autonomisti, non dico chi che è, però insomma può ricapirlo, c'è gente che fa finta di spingere determinate strategie e poi non porta a casa il risultato. Dovete dirmelo voi se vale la pena che mettiamo in piedi questa cosa. Ve lo chiedo qui adesso, vi chiedo da domani di rispondermi su una mail che prepareremo e dedicheremo, sapendo che per essere ci vogliono delle regole che sono di buon senso. Quindi le parole chiave, diciamo, di oggi sono unità di intenti e collaborazione. E il termine unità, che non mi piacerebbe per la mia provenienza, però in questo caso dice una unità, la persona vale, unità possiamo essere tanti, e unità di intenti, che è l'elemento che ci deve spingere per raggiungere lo stesso obiettivo. Simboleggia perfettamente quello che volevo dire e quello che è il mio modo di fare. Per arrivare a quell'obiettivo bisogna fare la strada assieme ad altre persone, e poi si capaciteranno anche loro che l'unica soluzione è quella, ma magari hanno delle idee diverse. Noi non escludiamo nessuno che abbia buona volontà e che non voglia farsi incatenare nei vecchi sistemi del partito, perché è un ingabbiamento assurdo. Ho letto un'intervista l'altro giorno del vice ministro dell'interno che è veramente una dimostrazione del fallimento dello Stato. Considerare chi fa movimento un sistema antipartitico, cioè sono i partiti, secondo il vice ministro di cui non mi ricordo il nome ma non importa, dovremmo operare solo all'interno dei partiti, quelli altri sono tutti delinquenti, una roba vergognosa. Solo noi, solo insieme cambieremo qualcosa in questa nostra terra. Viva il Veneto! Evviva!